Si trova già in carcere a Cosenza un uomo di 58 anni appena arrestato perché è ritenuto uno dei due esecutori materiali del duplice omicidio dei coniugi Fioretti, l'avvocato Pierangelo e la moglie Mafalda, che vennero barbaramente uccisi nei pressi del garage della loro abitazione in Contratorretti, in centro a Vicenza, 33 anni fa. La città fu atterrita all'epoca per quella che apparve una vera e propria esecuzione di tipo mafioso. Al suolo vennero rinvenuti 17 bossoli con colpi di pistola sparati anche alla nuca. Attraverso un riscontro con campioni che sono stati acquisiti nel 2022 in altra vicenda di sangue in provincia di Cosenza a Diamante, hanno consentito di attribuire l'uso del guanto e l'utilizzo dell'arma col silenziatore alla persona di Pietrolungo Umberto. Questi sono accertamenti scientifici acquisiti nel 2023. Adesso con la banca dati del DNA che è operativa dal 2017 noi abbiamo moltissimi, siamo circa 100.000 profili genetici di cui chiaramente facciamo tesoro nei momenti in cui affrontiamo casi di questo tipo. Uno dei cosiddetti cold case che è stato risolto grazie all'evoluzione dell'indagine che hanno integrato il lavoro tradizionale degli investigatori della squadra mobile con l'apporto degli strumenti in dotazione alla nuova direzione centrale della Polizia Scientifica e della Sicurezza Cibernetica. Le indagini per ora sono tutt'altro che archiviate. Possiamo escludere che il Pietrolungo, tra l'altro giovanissimo all'epoca, aveva 25 anni, sia portatore di un interesse personale proprio all'omicidio del Pietrolungo. Come pure mi sento di escluderlo che possa essere portatore di un analogo interesse l'altro esecutore materiale. Sullo sfondo vi è sicuramente un mandante, l'impegno ulteriore è quello di individuare altre persone che coinvolte nella vicenda. Il poter dare una risposta a chi chiede ancora giustizia su fatti di questa gravità avvenuti, ripeto, parliamo del 25 febbraio del 91, quindi più di 33 anni fa, è qualcosa di importante, qualcosa anche di eticamente importante per chi porta avanti questa attività di ricerca della giustizia che non deve mai smettere su casi così importanti, delicati, che hanno scosso così profondamente una città come Vicenza.